Questa è la 21esima edizione della Piazza dei Sapori, una delle più grandi, se non addirittura la più grande manifestazione enogastronomica della città di Verona, organizzata dalla Confesercenti, una manifestazione che negli anni passati ha avuto un grande successo perché fa conoscere ai veronesi, oltre che i prodotti tipici locali del nostro territorio, anche i prodotti che arrivano un po' da tutte le regioni d'Italia. È perciò l'unica manifestazione veramente a livello nazionale e prendendo un po' le parole del presidente Zaia, che ha detto che Verona deve diventare la capitale enogastronomica del food italiano, questo ovviamente a livello locale è un primo inizio, perciò ben lieti di presentare qui in Regione questa 21esima edizione, sperando che siano veramente dei giorni di sole e di far conoscere ancora una volta ai cittadini non solo di Verona ma di tutto il Veneto i prodotti che arrivano un po' dalle realtà locali del nostro territorio, perché l'Italia, a differenza di altri paesi europei, ha una ricchezza enogastronomica unica nel suo genere, legata al vino, legata a tanti altri prodotti e soprattutto deve diventare sempre di più anche vino, cultura e cibo legati al turismo, perché noi dobbiamo sempre di più essere vincenti su questo settore. Le Piazze dei Sapori raggiunge la 21esima edizione e pertanto è il momento di proporre cose nuove, quindi quest'anno la tradizione veronese, tradizione veneta e quindi avremo tutta un'area dedicata proprio alla promozione del territorio dei 98 comuni che scenderanno in piazza per promuovere se stessi, le loro produzioni e i loro eventi territoriali. Un evento naturalmente che Confesercenti promuove da anni per una ricaduta sullo stesso tessuto veronese economico e pertanto sono previsti oltre 100.000 visitatori e la ricaduta avuta nei 20 anni è di oltre 20 milioni di euro.